Buongiorno dottoressa Roppa, riguardo i lavori di pubblica utilità nel suo comune relativi alla collaborazione con GSA Gruppo Servizi Associati per il 2013, qual è la sua opinione? Intanto buongiorno. Per quanto riguarda la collaborazione avuta, è stata una collaborazione fruttuosa per quanto riguarda le attività svolte. Sottolineo solo una difficoltà evidente per le piccole amministrazioni, nelle quali appunto inserire collaboratori esterni, anche se seguiti da un tutor, diventa sempre un'attività onerosa per i pochi dipendenti, perché comunque le attività da svolgere sono diverse e hanno bisogno di una relazione costante con il personale in servizio. Grazie. Nello specifico, come si è sviluppata la collaborazione relativa agli LPU? Ma noi avevamo fatto un progetto che riguardava diversi tipi di attività, proprio perché la nostra realtà è una realtà piccola e ha la necessità di avere piccoli interventi di manutenzione, ad esempio del verde, dei parchi gioco, di altre realtà delle quali ci possiamo occupare parzialmente con il personale in servizio. C'è stata una relazione tra il personale che svolgeva la propria attività direttamente sul territorio e chi coordinava con le varie necessità che si rilevavano anche nello svolgere del tempo in relazione anche a un progetto durato 8 mesi, chiaramente alla stagionalità delle necessità stesse del territorio. Dottoressa Roppa, lei ritiene possa essere importante nel bilancio comunale poter contare su tali collaborazioni? Direi che in questo momento è necessario poter contare su collaborazioni esterne. Noi attiviamo anche annualmente i bandi per gli LSU proprio perché le possibilità delle amministrazioni sono sempre molto limitate, quindi questo è di certo un aiuto ai bilanci comunali.